Quarta giornata di Serie A, la Ragnatela Pub vuole lasciarsi alle spalle l'incubo dell'avvio di stagione, dall'altra parte però una AS Roma che insegue lo stesso record dei cugini del calcio a 11. Tombesi, out di sinistra, l'appoggio per Paresce, il tacco, arriva Placido, la risposta di Berardinelli. Colucci sulla tre quarti, finta il tiro, poi la mette in mezzo, il tocco, arriva Paresce con il sinistro, il tocco malizioso, il guizzo di Paresce che porta in avanti la Ragnatela, adesso è 1-0. Colucci, out di destra in mezzo per Morezzi, campanile per Lani, riesce il numero 5 a tenere il pallone in gioco, Lani, il cross in mezzo, arriva Placido con il piatto per il raddoppio della Ragnatela, ma che avvio degli uomini di Dupaquier che per ora non stanno lasciando scampo alla Roma. 2-0, lo firma Placido. La ripartenza della Roma con il numero 11, Seferi, le finte, Seferi in mezzo a tre, prova ad andarsene ma c'è stato un tocco di troppo, calcio di punizione. Quinquigno sul pallone, rincorsa lunga del numero 6, va lui con il mancino, accorcia le distanze, la S Roma, ma qui l'ingenuità della retroguardia della Ragnatela, forse un tocco, fatto sta che è stato beffato Ripani. 2-1 adesso il parziale. Lancio in profondità per Seferi, il tacco splendido per Guadagno, pareggia i conti, la S Roma da lì, Guadagno non può sbagliare, partita bellissima, 2-2 adesso al Ciriaci. Piga difende il pallone, lancio in profondità del numero 2 dall'altra parte, controlla male Quinquigno, Lani recupera il pallone, poi incrocia bene, il vantaggio ritrovato dalla Ragnatela, adesso anche Lani firma il suo gol, 3-2. Pallone dall'altra parte, Guda di prima intenzione la rimette in mezzo, se la cava la difesa, Paresce, il tocco per Morezzi dalla distanza, il gol bellissimo del numero 10, sempre lui, sempre Morezzi, la conclusione non lascia scampo al portiere per il 4-2 della Ragnatela. La reazione della Roma, Ciccolini non trova spazio, l'appoggio per Quinquigno, la finta, pallone sul destro, prova ancora Quinquigno il palo, ma non è finita, pallone che rimane lì, poi se la cava la difesa. Calcio di punizione di Morezzi dall'altra parte per Cuda che la rimette in mezzo con la testa, Paresce, da lì non può sbagliare, il 5-2 della Ragnatela è la doppietta del numero 16, ma che prestazione, ormai si può dire la partita è finita. Placido, l'iniziativa personale, prova ad andarsene, il doppio passo, salta l'uomo dal piede dell'aria, Daniele Placido, un gol bellissimo questo del numero 14 che lo aggiunge alla sua collezione personale per il 6-2, la ciliegina sulla torta di Daniele Placido. Pallone messo in avanti, non basta il tempo però al Circolo Sportivo Ciriaci, la S Roma Calciotto si infrange sulla Ragnatela Pub, monumentale 6-2, il punteggio definitivo, una partita bellissima. Questo campionato si trovano squadre preparate, quindi insomma ci sta la partita noi, abbiamo sbagliato fuori casa, una squadra preparata, bravi tecnicamente. La serata no, ci sta dai. Finalmente siamo riusciti a fare una partita degna dei valori che abbiamo giocato oggi finalmente alla grande, abbiamo avuto la forza e la volontà e l'umiltà di giocare come sappiamo e finalmente ho giocato bene anch'io e quindi siamo riusciti anche a vincere.